le conclusioni. Intanto vi ringrazio, ovviamente soprattutto ringrazio Bruno dell'invito, lo ringrazio anche del lavoro che ha fatto in questi 5 anni e di quello che dovrà fare i prossimi 5, che mi sembrano impegnativi per tutti, e lo ringrazio anche per l'organizzazione di questo incontro. Io sto girando, come succede a chi è impegnato come me, per questa strana campagna elettorale dove il clima cresce, si smorza, però devo dire, lo dico non per piaggeria, e ringrazio anche tutti gli intervenuti. Questo è un buon modo di fare campagna elettorale, cioè entrare nel merito, discutere dei contenuti, confrontarsi su idee e uscire con qualche speranza che qualcosa possa migliorare e cambiare, affidando poi a chi ha questo compito la responsabilità di portare avanti. Guardate, io voglio arrivare al sodo di quella che io considero essere le questioni e che sono state ben toccate dagli interlocutori che hanno parlato, con un paio di episodi molto banali e semplici. Il primo, 2 anni fa, nel 2000, quando abbiamo fatto la campagna elettorale per il Parlamento, no? Io ho pensato, siccome devo dire la verità, la mia era una campagna elettorale abbastanza facile, ero capolista nel Porcellum, quindi insomma, no, per quanto male andasse, no, qualche elemento di risultato lo acquisivo. Ho pensato che in una situazione pesantissima di crisi come eravamo, di provare, un po' stufi delle sfighe, di fare una campagna sulle eccellenze, e quindi girando per il Veneto, no, cercare di individuare le eccellenze. Allora, la prima conclusione straordinaria è che ne emergevano in continuazione, di tipo turistico, di tipo agroalimentare, ne emergevano, non c'era un posto dove non ci... Finché arrivo in un piccolo paese del Trevigiano che si chiama Covolo, no? E io, che non conoscevo, no? In una platea, insomma, molto attenta, no? Mi imbarco in questa cosa e comincio a fare un elenco delle eccellenze del Veneto in generale, non solo di agricoltura, ma anche industriali, eccetera. E a un certo punto, come succede, dico, perché per esempio il fagiolo di Lamon. Ora io, che ho un po' di esperienza, lo vedo subito nella sala, ho visto subito il cambio di umore, no? Una freddezza clamorosa che mi sono portato dietro, perché l'oratore la sente se ha esperienza, mi sono portato dietro sino alla fine con un timido applauso. Dopodiché a Covolo c'è il fagiolo nano di Covolo. Allora, la ricchezza, no, non lo sapevo, ma però a quale conclusione arrivo? Che la ricchezza rischia di essere non eccessiva come ricchezza, ma rischia di non arrivare mai al sistema, se ognuno interpreta il proprio legittimamente prodotto come l'unico e in alternativa a tutti gli altri. Mi è capitato di parlare con un imprenditore, non solo funzionario, cinese, in un pranzo di lavoro a Roma, eccetera. Poi sulla Cina diciamo qualcosa, perché loro stanno investendo moltissimo, soprattutto su questa che chiamano nuovamente la via della seta, e interessa a noi. E a un certo punto, come se succede a colazione, se non si chiacchiera più del meno, questo signore mi fa: ma a Venezia come sapete è il brand, tutti sanno, no? Ma a Venezia si scia? Allora io ho approfittato del margine che viene dalle traduzioni, no? E ho fatto una rapida, e gli ho risposto sì.
Perché? Perché in 50 minuti per loro è assolutamente irrilevante come sta. Quindi cosa voglio dire con questi due episodi? Voglio dire che i due grandi problemi che dobbiamo affrontare, che sono emersi con molta chiarezza, che riguardano certamente la politica a livello nazionale, a livello regionale, locale, ma riguardano anche l'associazionismo e diciamo, le categorie economiche, sono A, la settorialità e B, la parcellizzazione. Allora, la settorialità. Oggi parliamo di turismo e positivamente. Ieri sono andato a Vicenza a inaugurare una fabbrica leader mondiale della produzione della concia e così via, non della concia, delle macchine per la lavorazione della concia e così via. Allora, questo benedetto Veneto è una delle regioni più importanti d'Italia, la seconda, per industria manifatturiera. E l'Italia è il secondo paese d'Europa per industria manifatturiera e il quinto paese del mondo per surplus manifatturiero. Questo benedetto Veneto è, come avete ricordato, la prima regione d'Italia per flussi turistici, prima di Roma che c'è il Papa e prima di Firenze che c'è il Presidente del Consiglio, no? È la prima regione d'Italia per flussi turistici, poi ti guardi attorno e lo capisci, no? Perché francamente abbiamo la gioia di avere tutto, no? Abbiamo le montagne, i laghi, i mari, i fiumi, le spiagge e le città d'arte, no? Eccetera. Ma questo Veneto è anche potenzialmente e non solo il punto di ingresso e di uscita, più di ingresso probabilmente di uscita, verso i mercati del centro e dell'est d'Europa. Allora il vero problema che abbiamo, Bruno, è come riuscire a ragionare nella settorialità dei progetti, ma in una chiave strategica unitaria, perché altrimenti questi settori non si parlano. Non è che devono parlarsi per forza, ognuno fa il suo mestiere, ma qual è il compito allora in questo caso sì della politica? No? È quello di cercare di far cogliere che è un progetto unico, perché certamente non potremmo rinunciare al peso dell'industria manifatturiera che abbiamo, certamente dobbiamo sviluppare ulteriormente il turismo. Ma allora dov'è il progetto? Dove sta la capacità di unificazione del progetto? Sta nelle famose 3 parole, no, che ci ripetiamo a iosa, che è Made in Italy. Perché che cos'è il Made in Italy? Il Made in Italy è qualità e bellezza in qualsiasi campo, anche nella costruzione di un bullone. E quindi se noi riusciamo ad avere questo come idea in testa e mettiamo insieme allora, no, le diverse sinergie, noi dobbiamo costruire un ambiente che sia accogliente per chi ci vive e per il turista, rendendo compatibili, no, queste 3 condizioni che noi abbiamo: l'industria manifatturiera, il turismo e la cultura e la logistica. Sono i 3 assi importanti. Peraltro io dico che una volta si diceva quello che va bene per la Fiat va bene per l'Italia, io dico che quello che va bene per il Veneto va bene per l'Italia, e quindi perché questi 3 assi, che sono assi decisivi per il Veneto, sono esattamente gli stessi di un modello che può andare bene all'idea dell'Italia, perché l'Italia che cos'è? L'ho detto prima, il secondo paese manifatturiero d'Europa, il quinto, sesto, e qui ha ragione, bisogna che evitiamo di scendere, no? È inaccettabile che scendiamo sulle graduatorie turistiche mondiali, e siamo una piattaforma nel Mediterraneo e come ripeto spesso, una nave che viene da Singapore e entra nel canale di Suez, no?
e trova un buon porto con una buona logistica, e il Mediterraneo è tornato ad essere il passaggio di snodo, sono sempre 4 giorni in meno per fare il giro e andare a Rotterdam. Allora noi non intercetteremo mai tutto il traffico di Rotterdam, ma potremo intercettarne una buona parte. Certo però che se poi nella laguna di Venezia, dentro la laguna di Venezia, ci sono 2 porti con 2 gestioni, con 2 autorità, che si fanno, per quanto è possibile, insomma, competizione e concorrenza, allora siamo lontani dal minimo sindacale, no? Io sostengo che ci vorrebbe un bacino unico, un porto unico con da Trieste ad Ancona, perché così tu parli intercetti quella dimensione e proponi una compatibilità. Addirittura personalmente dico, con un'autorità unica significa superare gelosie, significa superare conflitti, significa superare l'idea che lo sviluppo locale è localistico. No, lo sviluppo locale è uno sviluppo di grandi aree integrate. E in questo senso la città metropolitana è importante, ed è addirittura insufficiente il livello che faremo, che sarà quello che la legge ci dà, e cioè quello della coincidenza della provincia. Molti di noi, come voi sapete, si erano battuti perché ci fosse una dimensione più ampia, e io penso che sia un orizzonte a tenere presente, ovviamente quello almeno Treviso e Padova si era detto, ma insomma se a Venezia si scia forse ci vorrebbe una visione più ampia, anche non istituzionale, ma proprio di organizzazione di bacini di riferimento. E quindi è chiaro che a questo punto bisogna avere una visione di questo tipo. A maggior ragione bisogna averla per un quadro di intervento sulle questioni del turismo, e qui sono molto contento di un paio di passaggi di oggi, del fatto che turismo come offerta, come accoglienza e come agroalimentare inserito in questa prospettiva. Però su questo campo il tema della settorialità va superato, ma soprattutto va superata la parcellizzazione, perché non è possibile, non è possibile che ogni singolo comune possa gestire la proposta turistica. Ora, è un punto di discussione interessante quello che è aperto, se a livello regionale o addirittura a livello nazionale, ed è un punto, diciamo, delicato, perché tutte le competenze eccetera, però è un punto aperto, almeno in termini di indicazione generale. Che si punta sul turismo e la cultura è una questione strategica da governo nazionale. Ma francamente, se vogliamo prendere dimensione regionale, almeno che una programmazione sia a livello di Triveneto dovrebbe essere, cioè superando i confini amministrativi, ma limitiamoci, visto che si vota tra 15 giorni, no? Cioè alla dimensione regionale. Almeno a quel livello bisogna portare la programmazione, diciamo, la proposta, e in questa distinzione tra le competenze dei privati e le competenze dei pubblici che sono emersi, mi pare un punto, diciamo, serio di equilibrio, e sul quale può insistere anche tutto un ragionamento. E io vi prego, qui c'è anche Maria Rosa che è anche Presidente dell'ANCI, vi invito a riflettere su questo punto, perché in questi mesi noi stiamo discutendo di come fare la local tax. Allora, i presidenti delle città metropolitane già in vigore, Venezia in ritardo per le ragioni che sapete, no? Che è stata commissariata, hanno posto al governo il tema della libertà, diciamo tra virgolette, delle tasse aeroportuali, no? Che è un tema su cui stiamo discutendo, eccetera. Ma io ho detto a Fassino, ma scusa, affrontiamo questo tema anche in una chiave che è la nuova local tax, no? Che margini diamo allora, in questo ambito la fiscalità
legata al turismo nei termini contraddittori che voi avete qui detto e che quindi va portata a un po' di ordine, un po' di sintesi, è un tema da affrontare. Cioè, non vorrei che anche in questo caso noi facessimo una settorialità, discutiamo diciamo, del turismo come proposta, accoglienza e promozione da un lato, dall'altro discutiamo di fisco indipendentemente e poi creiamo delle trappole, no, dentro le quali ci caschiamo da soli. Quindi cogliamo questo passaggio che sta avvenendo e in questo senso almeno la dimensione regionale acquisti un sistema di infrastrutturazione. Adesso dico una cosa esagerata perché tutti conosciamo il nostro territorio, ma insomma o guardiamo oltre e rischiamo anche in termini di provocazioni. Insomma, se tu da Bruxelles vuoi andare ad Anversa e a Bruges, in una giornata ci vai e ci torni, ma se uno da Venezia vuole andare a Montagnana perché vuole andare a vedere la più bella cinta muraria medievale perfettamente conservata, come ci va? Se non ha un'automobile propria? Allora, in autostop. Allora, per dire, c'è da pensare anche a un'infrastrutturazione che consenta di muoversi, di una viabilità che consenta, e in questo senso il problema è molto interessante e molto utile quel passaggio, il problema del recupero di suolo, in quest'ottica anche, cioè noi non abbiamo bisogno di fare nuove infrastrutturazioni, anzi anche dal punto di vista industriale, nonostante la crisi che ha fatto chiudere molti capannoni, noi abbiamo avuto un intasamento del nostro territorio, no? Non solo appunto, non solo dal punto di vista dei supermercati, anche dal punto di vista no. Bene, quindi non abbiamo bisogno di fare, tra l'altro la crisi, ahimè, ci dà degli spazi da ripensare e utilizzare e soprattutto dobbiamo ripensarla anche in una chiave di progettualità unica di movimentazione. Questo è fondamentale, so che non è semplice, ma questo è quello che noi dobbiamo mettere in campo e io sto parlando di quello che deve fare la politica, cioè offrendo, perché quello che dovete fare voi lo sapete, noi lo sappiamo, per fortuna qui lo fate, no? E vediamo di fare in modo che facciate anche di più, ma avete bisogno che si trovi questo elemento. Allora, voglio arrivare rapidamente alla conclusione. In questo senso, allora, bisogna coraggiosamente fare dei sistemi di integrazione. Io, per esempio, ho sempre criticato le polemiche sull'integrazione degli aeroporti, contro l'integrazione degli aeroporti, no? Per cui siccome la Save prende il Catullo, allora a me Marchi sta anche simpatico, non so che a molti non sta simpatico, ma non è questo il tema, no? Non è Marchi, è un altro, cioè se parliamo in una chiave di proposta integrata ci vuole almeno un'idea logistica unica, no? Almeno un'idea, l'ho detto prima per i porti, lo sto dicendo pensate a arrivare sulle grandi navi, lo sto dicendo per gli aeroporti, a maggior ragione la questione delle fiere, no? E in questo senso io mi permetto di fare un'osservazione a scarpa. Riflettiamo un po' di più sulla questione dell'Expo, perché io per esempio mi sono battuto perché questa Venezia io non ho guardato perché lo faccio come abitudine se dietro c'era un aspetto speculativo o meno, che a Venezia fosse riconosciuta come l'unica sede riconosciuta da Milano come sede dell'Expo. E io penso che abbiamo fatto bene, cioè anch'io in alcuni casi l'ho fatto in maniera isolata, me ne rendo conto, no? Però allora a me se il tema è cosa succede dopo novembre, discutiamone, perché neanche io penso che sia necessario fare ulteriori grandi infrastrutturazioni, ma quello può e dovrebbe diventare un luogo, peraltro io lo collego perché ci vedo lì di fronte, ci vedo Forte Marghera, dietro ci vedo il Vega e a fianco ci vedo l'Università di Via Torino che è appena aperto.
cioè ci vedo un'area, no? In quest'ottica. Allora, riprendo il ragionamento che ha fatto lei, cioè se noi adesso, che perché il rischio c'è, no? Però è un'occasione, sarebbe un peccato. Allora, vediamo di coglierla questa occasione anche per introdurre in quel luogo, in quella sede, dei ragionamenti che siano in qualche modo già un pezzo di queste cose che facciamo, che diciamo qui. E l'altra cosa che vi dicevo è quella della via della seta. A me è capitato già di incontrare imprenditori e politici cinesi e ovviamente, guardate, naturalmente la via della seta finisce e riparte da Venezia, ma se noi non siamo in grado di coglierla, si allunga un po' e va a finire da un'altra parte, perché poi storia, ma o la storia la fai vivere o se no, la Spagna, Valencia, eccetera. Quindi ci sono delle occasioni di sviluppo internazionale che solo Venezia può cogliere o che potrebbe cogliere se è al centro di un progetto assolutamente, di un progetto integrato. Allora, io credo che questa sia la sfida che noi dobbiamo portare avanti. Certo, ovviamente questa sfida ha bisogno di una fortissima collaborazione tra le varie istanze di rappresentanza anche, perché non c'è dubbio, anche il ragionamento che viene fatto qui sulla filiera, eccetera, perché la politica tra i diversi livelli deve trovare, e credo che questo sia il compito, uno dei compiti principali che noi ci dobbiamo porre. Governo centrale e anche, lo dico con molta sincerità, Bruno lo sa, io partecipo sempre volentieri a queste occasioni. Sapete la cosa che mi sorprende, ve la dico con grande, poi magari sul piano degli sgravi c'ha ragione Norris, è lo scarso coinvolgimento, quanto poco si sfrutta. Carità, io e il mio collega, ci sono tre rappresentanti veneti al governo, di 3 partiti diversi, no? Guardate, io mi aspettavo di essere subissato, no? Mi aspettavo di essere subissato, a parte di essere chiamato in campagna elettorale dappertutto, e per fortuna è relativo, ma di essere subissato quotidianamente, certo, loro lo fanno, quei idioti lo fanno, hanno i loro problemi, ma voglio dire, giustamente, non so se mi spiego, o facciamo lobby, no? In questo, o facciamo, qua la legge speciale per Venezia, a parte l'emozione del 66, è stata possibile perché le categorie economiche e la politica a tutti i livelli, da chi la rappresentava Venezia a Roma, ai locali, hanno fatto blocco unico su un'idea strategica, mentre l'impressione che ho io è che oggi ognuno fa il suo pezzo, no? E magari anche una specie di sfiducia comprensibile, abbiamo alle spalle la crisi, insomma vabbè. Ora invertiamo questa tendenza. Se c'è un messaggio che noi ti dobbiamo dare e che ovviamente tu ci rovescerai giustamente addosso, e che almeno questi 3 signori che sono qua sul tavolo, la sindaca, il consigliere regionale e il rappresentante del governo, si prendono assieme a voi, è quello di tentare di fare questa operazione di un progetto veneziano e veneto che consenta anche di interloquire con il governo nazionale. Perché oggi, e concludo, c'è il tema della crisi del comune di Venezia, perché l'altra domanda, prima avete detto per i 28 milioni non è possibile che uno potrebbe anche dire ma come, e poi c'è un comune disastrato, no? Ma io adesso mi metto la giacca al sottosegretario, come ho detto al dottor Zappalorto e come ho detto ai candidati sindaci, a tutti come è ovvio, guardate che o voi venite a Roma con un piano o non potete pensare che il governo centrale vi riapra i cordoni della borsa, che peraltro non ci sono, no? Su un'ottica tipo quella della legge speciale e del casino, perché Venezia ha vissuto considerando 2 entrate straordinarie, perché sono per loro natura straordinarie, come entrate ordinarie, e ha tarato tutta la gestione dei servizi. Per fortuna che ci sono stati questi soldi.
Oggi non ci sono, ci vogliono piani nuovi, ma il piano parte da un piano di risanamento, da un piano di rilancio e da un piano di integrazione. Ecco, questo mi pare il terreno sul quale, per quanto ci riguarda, noi ci prendiamo degli impegni, ma pensiamo che poi in termini anche di risultato elettorale sarebbe bene che ci fosse un cambiamento e una continuità. Grazie.